che il PRG non prevede quell'area e quindi bisogna tornare in Consiglio Comunale. Questo è quello che noi chiediamo. Secondo noi è invariante, perché appunto si cambia la destinazione di un'area, la destinazione urbanistica di un'area, e questo è compito del Consiglio Comunale con una variante apposita. Fermi tutti, chi pensava che bastasse la richiesta di approvazione di piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto per la cosiddetta riqualificazione dell'area ex Agip potrebbe avere fatto i conti senza l'oste. La cosa parte dalla dichiarazione, dalla determinazione dell'ambito dell'area di degrado che risale a circa un anno fa e sulla quale noi come gruppo consigliare allora, pur essendo di maggioranza, votammo contro insieme ad altri gruppi di minoranza. Oggi però la questione ha assunto un significato diverso perché la determinazione dell'area di degrado non basta a risolvere il problema di destinazione e quindi per la realizzazione del progetto è necessaria una variante al PRG che non prevede quell'area. Lo chiedono i consiglieri del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. L'atto secondo noi deve tornare in Consiglio Comunale, soprattutto perché da un lato ci teniamo anche a dare dei segnali forti di sostegno alle realtà più piccole e quindi pensiamo che non sia il caso di continuare a far proliferare delle grandi strutture di vendita e poi soprattutto in quel posto lì già congestionato. Ci sono altre aree della nostra città che necessiterebbero di questo tipo di strutture, non certo via Vittorio Veneto. Come sia stato possibile accettare la richiesta dei privati di approvazione di un altro piano attuativo del PRG che, come scrive a chiare lettere anche la provincia nel suo parere, essendo attuativo non può prevedere una modifica della classificazione dell'area attualmente senza destinazione commerciale, resta tutto da capire, non è escluso che possano essere richiesti approfondimenti d'altra natura. La parola ora passa al sindaco De Pellegrin, chiamato a rispondere all'interpellanza durante la riunione del prossimo Consiglio Comunale. Il processo che noi abbiamo individuato sulla base delle fonti normative comporta anche poi la possibilità per i cittadini di proporre delle osservazioni, di fare delle osservazioni che poi naturalmente saranno valutate dall'amministrazione comunale.